La Vigor per i playoff, la Tor Tre Teste per la vetta. Amici di Gazzetta Regionale, benvenuti alla Vigor Sporting Center. Va in scena la 17ª giornata del girone B. Cortoni riceve corto il corner. Ancora Cortoni, calibra il cross. Petrucci col piattone, para Perri. Prima chance dei padroni di casa. Punizione per la Tor Tre Teste. Da Paré, va con il destro sul secondo palo, palla di poco fuori. Bernardini scippa il pallone a Di Mattia. Bernardini schiaccia troppo col destro. Contropiede della Vigor per Conti, pallone che viaggia da destra verso la sinistra del campo. Cortoni si accentra, Cortoni a giro sul fondo. Nebbia, gran palla per Carbonari davanti al portiere, palo! E poi il pallone che finisce tra le braccia di Perri. 19° minuto sul cronometro della ripresa. Qui De Riso sbaglia, Di Mattia ne approfitta, Di Mattia col pallonetto! Vigor per Conti avanti, 1-0 con Di Mattia. Bellocchi, filtrante per Alosi che entra dentro l'area di rigore, viene tamponato da Carlone ed è calcio di rigore. Rigore per la Tor Tre Teste. De Riso contro Musolino. Fischia l'arbitro. Rincorsa lenta. Parte De Riso, spiazza il portiere e fa 1-1. Punizione per la Vigor per Conti. Cioli va dentro l'area di rigore, qui imperfetto il portiere Di Laurenzio, tutto solo! Il capitano fa 2-1, la Vigor torna avanti. Rimessa Tor Tre Teste, qui vanno in due sul pallone, poi liscia qui la Vigor per Conti. Bernardini appoggia per Alosi, precisissimo Alosi, è 2-2, che secondo tempo è? La Vigor che si ripropone ancora una volta in avanti. Carbonari finta, para Perri e poi Morabito giù sul contatto con il portiere. Calcio di rigore. Nigro contro Perri. Siamo all'ultimo respiro. Parte Nigro col cucchiaino. La Vigor la vince nel recupero del recupero.